Saluti a tutti, amici su canale 172 su EIA TV, per questo a Tovi un'altra puntata che si offende in giro in Sardegna nostra, può andare a Toviai, a cercare questi artisti che hanno fatto cosa mannas in terra nostra. Dunque, se voi siamo venuti a Marrubiu, questa bidda de Soristanesu, poi troviai un amico, ma è un amico, è un artista mannu, poi adesso ha sinnato proprio tutta la storia del suo teatro, della musica in sa Sardegna. E con esso cominciamo a pensare, a dire come ha cominciato, ha fatto di questa vita di avere su prena de attobi, su prena de avventura, su prena de cose che Santa Pragimera. E dunque noi in Marrubiu andiamo a Toviai a domo de Benito Urgu. E devo aver giuro a domo. Ciao Benito. Tanto, prima di tutto ben agattato, bella questa domo. Tu mi ricordo se io vengo noi non sciugando, ma mi pare tanti anni ora. Viene ancora vendita sta domo. No, via già fatta. Se sarebbe quando ci via sotto un mattone. No, via già tutto pronto. Andiamo si sezzeo, una rendi. Non sciu quanto tempo via, sa dopo però vi era già fatta, non è vero che da via sta costruendo, ma sì, è sì. Tanti tempo sa ora che si impegno sì, su, sì. E noi a registrare altre trasmissioni, di poter noi si bene scelti a fare cosa bella, sa, hanno detto voi. Che hanno molti belli, hanno molti azzazza su proprio. No, ascolta Benito, se io vengo a tu questa trasmissione che si chiama Artistas, e poi da tu sei questo che meglio di tutto si vuole rappresentare gli artisti, poi da tu hai fatto in sa carriera cosa tua, mille cose, 1200. E poi a me la riconosci come artista del suo comico, del cabaret, ma tu hai fatto, intanto hai cominciato come artista circense, un'arte difficile meglio. Quando mi del domo, andando a fare questo vagabondo, ma in ad ogni parte della Sardegna. È stato un vagabondo, dici, ok, dunque, quanti anni stai stanzando? 18 anni, secondo me, del domo. Non sei ancora rientrato, però. No, ancora. Ma in Sandusu, a 18 anni non si via da ancora maggiorenne, se mi pare, no, via da 21. No, a 18 anni. No, ma aspettare, quando vengo a 18 anni mi sono vuoto, sono crasi. Sono crasi. E se si andava a fare questa bella avventura in suo circo, ahí c'è, subito se si andava con lui. Come noi con i Savas. Con i Savas. O Valde, o Vatta a Sapple. Però questa cosa ti ha formato un meta, poi lui, di questa esperienza, quanto è durata questa vita di Benito Urgu in suo circo in Sardegna? Ma non fui a meta, però vi una spugna, tutto questo che vedi io, su ciao. Vero. Ma c'è un meta. Io dopo paragonato all'università. E sull'università, questa formazione che ha stento tu, tanti con su caratteri, sa gana, dell'indandai del domo, del vai a solo questa ruga, che viene una ruga che tu non scia, il podia succedere. E entrai in suo circo, voglio andare in Sandus, cominciai a entrare in questo mondo delle arti, del suo spettacolo. Ma fu tutta arte, fu arte dentro il suo circo e arte in fuori. Su chi imparava a entrare sul circo, fiat una cosa, su chi imparava in fuori, vuol dire altra cosa. E dunque, però, poi questa storia cosa tua, per una rendi, me la riconosci come cabarettista, che tenti questa carriera prosmana. Cabaret, ma per me da volta è cambaredda. Cambaredda, no. Cioè, questo cabaret è una cosa che uno si studia e poi la fai. Questo è cabaret. Quando tu fai altre cose, non è cabaret. No, è cabaret. È un fuoco che hanno inventato uno che c'ha da su palco, ma su palco di volta de vaccisi. Ma su palco poi è scelti una parte di questo che fai tu. Infatti io volevo arrivare ai gusti. Sì. Tu in Moise fatendi has fatto in vita tua a metà cosa. Benito Urgu è partito da questo mondo delle arti difficili, del suo circo, può arrivare a fare
su cantanti, ma su cantanti a livello sardo, quando in Sardegna, negli anni 60 e 70, a noi saberirani non ci viene la possibilità di andare fuori. Se è successo a Rennescio, attento un successo che ancora oggi si questiona in is analisi delle televisioni nazionali. E poi tutto questo che ha fatto in Deus a questionare. Quella sazervecche, picca su caddu, corre corrotti cambiare. Cosa tu visto ballare? Voglio di asciugamare, per ballare sul twist. E la sazervecche, picca su caddu, corre corrotti cambiare. Cosa tu visto ballare? Voglio di asciugamare, per ballare sul twist. Filumena, ya ero benita. Parlare con te e lascia servecche picca su caddu corre corrati cambiare la tu visto ballare voglia di asciugamare per ballare sul disco. Picca sul caddu, corre corrati cambiare, da tutto visto ballare, voglia di asciugamare, per ballare sul disco, e voglia di asciugamare, per ballare sul disco, voglia di asciugamare, per ballare sul disco. Poi Benito ha fatto sattori, ma sattori del teatro, del cinema, a livello sarto su meda, ma Benito Urgu tenili e in cui si deve ma poi arrivare poi a acabare di questa regionale, esti un artista mannu poeta, è pittore, è fotografo, esti poeta, e usa intendi le cose che scrive Benito Urgu. Dunque di avere una vita bivia in ogni luogo del sarti, in ogni cosa che sarti puoi domandare. Senza sforzo, tutto su che veniva, ponio in movimento e fatio. Ben fatto, mai fatto, o con sai e pago pago bambo. A secondo su che mi è entrata in conca, mi do un pausori che si è parlata. Benito, però a me mi ha da piacere fare una cosa, mi ha da piacere a uscire bene, a pago, tutte queste cose, come ti sei arrivato oggi, capo di onnai a 80 anni, a fare tutte queste cose, come ti ci sei arrivato? È una che sei partito da questo circo, questa storia musicale, i Barrita, se Benito Urgu cantanti, questo come ti è cominciato? Cominciamo sul circo, io sono entrato commenti cantanti e imitatori. Cantanti, non fio cantanti, mi lo sono inventato. Quando uno dai gambe e porta con che tu fai una cosa, tu fai. Forse si era riesce a diventare cantanti, forse sì, però cantare ma ascoltante. Cioè, quando tu canti e se la gente non la parla, non devi cantare più. Ma che dici che se la gente parla non è che sei cantante, è la parrante a me. E la parrante si spazianta e poi il tempo si cambiante, a pago, le cose è cambiato. Cioè, questa canzone ha incominciato a piegare una forma diversa. Io ho cominciato a cantare in sardo, in italiano ho cercato di cantare con il suo gruppo, ma fianta cambiare il tempo. E averlo a pago, ha pubblicato questa forma del suo tempo. Poesie, canzoni in italiano, in sardo, in spagnolo, in brasiliano. E poi questa fotografia a me è sempre piaciuta. Su che bisi noi dei squadri sbunti
tutte fotografie. E infatti noi sono castigendi in pari, se offendi viri agli spettatori, si dotto questo squadro su che tennis in domo tua, sono castigendi in pari. Questo sa, devo quando si arrivava a pubblicare, questo Benitore si poteva fare su Vintori, è bravo. Questa è pittura. Però è una tecnica particolare è questa. pittura naturale. Cioè, le cose che devono dentro dei pedras, che vi facciano, che vi figuras strange, fonti sempre della natura, e fonti pedras. Ecco, tu hai fatto un libro molto su Castigendi, Facce toste, e fonti tutto i facci che tu si arrennesci a gattare meis pedras. Cioè, questa è una cosa troppo bella, poi ti castiai, devo casti una perda, a me mi pare una perda, Benitorgo castiate una perda e ci cattate invece una faccia, un'espressione, un colore, una cosa. Ogni vedra racconta una storia sua. E vada conta città tu, perché non c'è Rennescio a Davvidi, è curiosa questa. Infatti quando ho pubblicato sul libro di fotografie e questa che si Castigendi in Moi, che appunto è esposta se noi, bella manna manna, mi rendo conto che di adero su fonti facci. Ogni pedra tiene un'espressione e racconta sugli abbivio. Non penso che questo mondo sia quando sia nascionoso. No. Certo. Si questiona da un miliardo di anni. E quanto la tecnologia si è formata e quanto si è sciorrata. Quanto? Certo. Non riusciteus. Non riusciteus. Ogni pedra racconta una cosa e chissà che hai fatto in arriba con questa pedra. Noi si vediamo da volta questa pedra tonda. E quanto un miliardo di anni ci ha posto per diventare tonda? Prima portava tazza. Certo. C'è una pedra che conta un quanto è nata, che ha fatto più di 500 anni in un muro di una domo, a gira questa domo. E dunque raccontavo questa storia di questa famiglia. Ma una pedra ti puoi raccontare, pensa a questa espressione di assumere questa domo, è un da gatto. Certo. Ma questa è un'altra anima che tenis tu, che si rennesci a comprendi e a biri in isperda queste espressioni. Contami di Benitorgo poeta, poiché tu hai scritto mera poesia, in sardo e in italiano, e mera de gustas punti poesia profonda, uno scanto poesia contanta come totus, Arcadia, Mori, Luna, ma altre invece si contano storie contemporanee, de persone. Si tinda a ricordare una, fai da ascoltare. Deo si commenti a 80 anni, su memoria cesti. Cesti? Però me da volta. E me l'usa da Ligia, no? No. Tieni conto una ti da Ligio in locutorese. In locutorese. In locutorese. Basta che sia sardo, voi, conoso. Sì, è intitolata Siscuro. Come ti solliera cosa tua, che appunto scura, sai com'è questa cosa? Siscuro, so buio. È dedicata a un zuppo che ha poco noto quando tenia 18 anni a Gavoi. Ah, questo è bene, questa mi dà scontata sulla È molto questo picciocco. Ed era per dedicare questa poesia Siscuro. Bogues chi intendo, bogues chi potremmo verso che narano, questa fortuna non mi ha mai toccato, devo terbire e fare che ciò che intendo è nato. Se è ruggio, niente bianco, che si sia colore per me non ottiene nessun valore, grazie a devaluare ciò che intendo e tocco. Non spacco, per mezzo del sonuto, di fin di notte e dieci pensamento, si scuricato muto, uno griglio e muro, ciarrone s'avreschi da sole creschi. Andano e torna passo staccones carros e carretones, vicino in carrera. Sonos e cantos, e spantos, su piantos, anzones, arbecche, su pastore, s'equilibrio, rola, vento, mare e flores. Oído, sentito ennare, a poco mi fa che andare, e canto lo utenzo protorrare, nei scalas e nei muros, bello se feo arrivano tutto un pare, ne ammentos e ne pentos. Nascido vivendo in questo mondo mio, sempre arreo, ne hai e ne oi, grazie a te, che voi.
Beh, tutto un mondo intero ascoltato con questa poesia. È dedicata ai costumi, come ti dà... Questo suonava questa fisarmonica, contasi si via te. con notto in sa strada, dopo ferrare sul braccio e attendo, aumentando questa cosa. Mi ha detto, mi ha dato bene. Io sei tu. Io so mi naro Benitto. Non serve che voi. No, capitanese. Una legata lunga e mi calera da Mosua e sono io a fisarmonica e cantai con essa. In questo tempo siamo stati un mese che sul circo in Ie. E discolpami, se mi ammiscio campitaneggio e montagnino per questa occasione che è capitato. E gai non siamo sconnotti. E questa amicizia ha durato sempre, fino a quando si è morto. 2 anni passati io in Gavoi e ho proposto questa fotografia in suo quadro, in questa piazza, e leggito questa poesia. Un applauso che è durato metà. Hanno apprezzato me. Hanno apprezzato il Gavoesus, ma mi pare che lui di queste cose, di sensibilità di Denis Mera. E questa cosa che lui ha dimostrato, di sensibilità di Denis, e cosa presto quando canta canzoni che lui scrisi in spagnolo, poi da lui in ogni questionato, a sbifiu meda mi pare da Cuba. A Cuba. E dunque proprio bivi o meta no, voi con questo tripallo che fa non potevo bivi. Però andavo e tornavo. Andaste e torraste e quando andavo fui a studiare questa cultura cubana. E questa cosa più bella che andando a un luogo che ti piace è sta imparare su che tu sei, tu conosci questa gente, conosci il suo carattere di questa gente, le sofferenze e i gozamenti. Ma io sono in Cuba, io non ci sono mai stato, c'è stato un amico mio che ha fatto uno studio del suono dei tamburos, di tutti i rituali che tengono in Gunisi, ma nauga è un mondo di aderus, di esplodare, c'è una tradizione musicale e religiosa in pari, dunque questa musica è portata dalla regina, cose che non tenti, l'unica musica che tiene un noso in Sardegna è su Ballusato, che tiene dalla regina. Chi da te? Beh, su canto a tenore pure un sì. Un'altra cosa che tiene la regina Manna. Su canto a tenore nasce di grande espressione di cristiano su questione. Boh. Uno sono bie, boh. Uno sono bie, boh. Questa non mi davettano. C'erano una volta marito e moglie, sposini appena sposati, dovevano andare in viaggio di nozze. Io voglio andare in America, magari in America, che in America non ci possiamo andare, la lingua, noi non sappiamo parlare l'americano. Non mi importa nulla, ci sono le guide, ci sono gli interpreti e ci portano, ce lo dicono loro tutta la spiegazione spiegandola. Appena che non ci banda fai brutta sfigura, e c'è il cognato che ascolta. Magari lingua e lingua. Ma tu sei castellato e c'è la facoltà che se uno parla il cagliaritano molto lentamente, l'americano capisce tutto. Ma l'americano capisce tutto. Ma come ti vuole essere questa? Se te lo sta dicendo mio fratello, vuol dire che è vero. Tu scitturi bucchevopulo, stai zitto, lascia parlare a tuo fratello. Allora, commenta questa cosa. Allora, la cosa è così. Cioè, se voi parlate il cagliaritano veloce, se americano, ma what is it? No, si comprende. Invece voi dite, ad esempio, prendiamo la parola motobicicletta. Se noi diciamo motobicicletta, se americano, ma non si capisce nulla. Se tu narra motobicicletta, l'americano capisce tutto al volo. Casta de un bando. Ma se non stai ci sta cosa, preparare 4 tavole, se non c'è presso, potete cantare loro intero. Partono. Atterrano, vanno in albergo, consegnano i documenti e scendono a cena. Arriva il cameriere e la signora subito buonasera. E il cameriere buonasera.
Il marito. Nosso boleuso papai spaghettos italianos. E la signora. E boleuso uno secondo con contorno dero mattia zegara appitico appitico. È una bistecca de guaddu. Chi non si ara de gursa. Moddi. Il cameriere porta la roba. La moglie. Nosu se usu de gastedu. Il cameriere. Deu de guartu Sant'Elena. Ma si zeusu pustetti de guartu e nosu de gasteddu. Ita bisogno cesti de zighi a chi stio una s'americano. No, Benito, contami però dei scanzoni in spagnolo. E dunque tu hai spiegato, hai studiato questa cultura spagnola, cubana, questa musica cosanzoro, sei entrato in questa regina di queste canzoni e dopo a pillu meda canzoni. Sì, Hai fatto, mi pare che hai fatto una pubblicazione discografica, Sì. mi ricordo, e Il tengo... titolo è Cubando. Cubando, tengo ancora su CD in domu. Ecco, contasi di questa esperienza tua. Sono partito proprio per fare un disco, ho scritto un disco con i cubani, poi commenti componenti, commenti praticamente cose. Però devo fare questo conto di questa regina musicale cubana, non nasce di aici in sa scuola spipioso, è una cosa che si impara in testi, la clave, testi, due sarrogo dell'inno, ta, ta, ta. Questo è sul ritmo. Testi su tempo. Su tempo. Quando imparano su tempo, non sbagliano per quello. E il risultato va a pipioso. Tu entri in due sale ballo a Cuba, vedi questa gente che siamo punti mille, si muove tutti uguali, non ce n'è manco uno che si Questo gana. questo tempo, questo ritmo. In due sale ballo italiano, se parte la Patricia si muove insieme, ognuno va conto su. Patricia è bella, è una bella immagine. Ho già questa idea, non... E dunque, in tu... qualsiasi luogo che entri sta badai, in Sardegna o in Italia, no, è uguale, non si badai né chose. Si muovono tutti uguali e si ballano su valzer, Romagna, questo luogo. E poi te questo è un ballo codificato e dunque... No, è un avanti. ballo codificato, cioè, questo senti, come regina questo. Certo. La regina è un ballo... Pago un fungata questa regina. Invece No, ecco, si stanno in questo disco che hai fatto tu sei andato in Guni, si può agattare questa ispirazione o già tenías un'idea? No, non tenevo nessuna idea. Ho lì vai questo disco e mi sono posto a scrivere come ti scrivo un nome. E scendi in spagnolo. In spagnolo. Tu hai andato a imparare su spagnolo? L'hai studiato prima o, No, non l'ho mai o frequentendi? studiato. Non l'ho mai Cuba? studiato su spagnolo. Siamo tramite questa gente e ho imparato su spagnolo. Poi tu che storia sa perfettamente il spagnolo. In 3 mesi mi sono vestito bene. E poi io lo scrivo, ma io dopo vita mia è cubana, che mai stai in scuola a Cuba, ho fatto diversi anni prevalenti in questa scuola, questo è più. E imparata proprio spagnolo a Spipio. Su spagnolo come si impara in scuola e non in Sarruga, che è diverso. Certo. E poi come ti pubblico La Habana, dopo questa poesia, non ti danno in spagnolo, perché non la... No, ma invece mi era piaciuto tanto in spagnolo. ¿Qué así? Dai. Qué linda eres con tu malecón, el morro, los barcos y tus antigüedades. Como niña hechicero te dejas mirar y luciéndote con tus bellos colores te dejas querer. Me llevas por dentro tu historia
y buscando te encuentro tus glorias de hombres que dieron su vida por ser lo que hoy tú eres. Cubanos, Cuba, tu tierra, tu gente pasando trabajo, pasando la gente, la vida, la lucha, la dignidad. Habana, vieja camajana gitana, en tus bellos rincones algo me escondes. Fría, sentada, mirando el mar, bromeando. El orgullo potente que tienes por dentro, habanera, brujera, linda majadera, historia, tabaco y rompe Saragüey. Te limpias quitándote el celo, mojetos cristianos y moros. Compay segundo, primero en el mundo, Pedrito Salcero, Beni Moré, Tatahuina, Matamoros, alegría de sobremesa. Y Polo se ha ido. Pintores que pintan iglesias, no dejen que llegue mañana, que pinten La Habana, vieja señora cubana. Ya. Beh, che pinta in La Habana, da spintata lui con questa poesia, perché in noi c'è tutto, non c'è scetti questa capitale di Savana, ma c'è tutto questa nazione di Cuba in questa poesia. Quando mi capita di raccontare a cubanos che punti fuori del domo, si pone in tapprando. Voi è troppo bello, voi di adesso successato. Ecco, tu hai acciappato di adesso tutte queste cose, poco che conoscevo nosus, poco pago che conoscevo nosus, deve essere pillo proprio tutto sa storia di questo slogo. E scesi che a Cuba devo ammiro me questa gente, poi non scetti per questa musica, per queste tradizioni, rituali, cadenti, ma mi piace in me a intendi, pure se non comprendo tutto, tengo che alcune registrazioni di questa poesia improvvisata che tenentissimo su casizzera su punto cubano, e come noi in Sardegna che tenevo. Mi è capitato a me una volta di andare a Bugerro e a suo palco diventa il poeta cubano. Ed io già a suo palco gli saponavo questa poesia. Ma castiavo suo capo, ma no, ma l'hai scritta tu questo? No. Questa poesia che Dio ha scritto per Savana è un incontro tra uno dei forze a intro di Cuba, è vero, ma no, è vero, però il suo modo in cui lui ha scritto pare di scritto di un cubano. Di un cubano. E questo è il complimento più bello che devo dire a vai. Poi, ecco, devo appunare, devo che non conosco già in Udda, se non un scanto cosa, ma poi mi sono formato poco poco. A me mi parto del biri come in Snaudui, che questo Vittori, un affresco, un quadro umano, di rotto questo slogo di Cuba. De sarte, de suo traballo, de caratteristiche, della storia, della lotta a vita. Della lotta a vita, tutto questa cosa. Ma su caratteri dei cubani, su cui da scontare una porta, pure sì, soffri, tipo tutte le cose scasciose, storiche e tutto canto, però funti un popolo all'irgo, mi pare. Ma non è proprio all'irgo, questo discorso è semplicissimo. Come quando in noi, in Sardegna, più vicino che Deo, la gente si accontentava del suo vago e del suo nulla. Quando non teneva nulla, diventa contento. Se quando fu pago, fu già in meta. E fu già in meta. Su nulla via meta a meta. Proprio voi te su vago non mi vidi. Quanto tenia valore questo nulla. Cada che mi dandasa, valore non li dasa. Ma mento di un istranzo benestito, con piloscano se balva longa longa, fi bene dovrò attire cosa allosa, bendia d'ampulla piena de lughe, le lampadine, is lampadinas. Ampulla piena de lughe. Piena de lughe. Accudite, per ogni ampulla uno buddu o una budda, per ogni ampulla picchicca, eccetera, eccetera. Beh, è su baratto un santo, se no questa è una canzone che ha scritto questa commedia musicale che ha scritto Bogues de Domo. Bogues de Domo. Questo è un scanto anno saoi. Sta in 30 anni. 30 anni. Un musical in sadro. Ecco, tu hai fatto, Benito, di adesso, di un anno prima, talmente tante cose che è difficile da scontare tutto. Ma di tutte queste cose che tu hai fatto, di tutti i animi che Benito teniti, qual è questa cosa che non è che ti piace di proso, che però tu pensi che ti
chi ti pensi meglio, su che pensa sogna tanti con piacere e cose che hai fatto, che è su Benito Urgu, cantanti, attori, poeta, conoscitori, curioso, che è l'anima di Benito che a tu ti piace di più oggi, a 80 anni? Quando questa cosa è fatta a tempo, non tiene un gusto particolare. Ogni cosa fatta in suo tempo attento su valori manno. Quando ci sono vestito del domo, quando sono entrato sul circo, quando ho cantato con i Barrittas, quando ho cantato con i Porsei, con i Salis, film, comicitati, tutto dentro, un tempo, e non due cose da sciaperare. Non si può riscioperare. Non si può sciaperare. Poi ti fonti bentos che fonti passato e antigiau, cioè via su bento giusto, non ne fu bento giusto. Però è un bento che tu hai quantato, è un po' mera sanno, poi sta, sa cosa più difficile, cali esti, tu una volta che sei riesci a ottenere il suo successo, come insegni proprio sul gruppo dei Barrittas e tutto questo che hai fatto un santo, ma poi anni e anni poi a seguire con tutte le cose che hai fatto in televisioni nazionali, su cinema, in canzoni, è tutta una cosa di successo, cioè questa cosa bella poi ti ammiravo su me, noi scelti poi si pragidi e pragida tutto il sardo, tutto questo che ti senti, questa cosa che fai tu, cioè sarti cosa tua. Ma s'ammirazione manna cadena in sardo su Benito, che è rennescio intantando una vita lunga artisticamente, no? 60. E tutto questo 60 anni su tutto sul massimo livello. E noi in Sardegna, noi te ho visto tanti volte senza televisioni nazionali. E dire un artista sardo in noi è più facile, poi ci punti tante occasioni, i contest e tutte queste cose che abbiamo in televisione. Ma quando sei arrivato tu in televisione nazionali, fiata uno spanto, dire un artista sardo che tutto s'Italia può apprezzare. Dunque, per noi è stata una cosa importante. Dunque, poi c'è una cosa, su Sadru, la televisione italiana non è facile. Poi mantibi commenti Sadru e mi dici, oriente che devo che fai su Sadru a questa maniera dei gusti? No, comprendo. No. Ma infatti se canta, finito, non c'è più. No, adesso vendo altra cosa. E so vendo altra cosa ancora. Chi lui gasta sono artista in Italia o in varie parti del suo mondo, si specializzano in due cose. E poi questa cosa poi... ma diventa una macchietta poi. Io invece a Pocicao, non a Pocicao, io si chiuso subento. Bravo. Io subento. Ma questa è intelligenza è questa. No, devo donare poi di adesso a rennesci a fare questo che esti sarti sua a livello umano, noi scetti noi, ma a livello nazionale, senza arrui in questa classificazioni del Susardo che ci fai questa cosa. E certo, però tu sei stato un mera pro furbo e un mera pro intelligente. Ci punta a rutto su con... ma punta a rutto di adesso se non si punta più su arziao. Bisogna far tornare capito mia, bisogna far tornare a io. E non si ne punti pesare. Non si ne punti pesare più. Vuoi a io non puoi essere no quando sei arrivendi. Ecco, di questo mi piace di questionare. Poi con Benito questionavo, sa tradire quando dopo seriamo a suo telefono, può dire che mi da Pragi a fare una puntata di artista con isso, poi con Benito e mi si può arrivare tutto sul ciclo di 12 puntate, se vuoi con Benito Urgu si può questionare di adero su dedotto. E quando seriamo Benito sul telefono, mi raccontavano bene cose dei gusti che si stanno andando in noi. E questo non è una cosa in italiano, un luogo comune, no? Su continentali che piga su sardo, bogusso, che all'incuno mancai ha fatto come macchietta del spettacolo e si nanta sempre questa cosa a io quando si attovienta. No. E invece non è stato. No. E tu è sul serio. Non posso andare che andare a fino di questionare e non lo portai come andavo io. Io voglio andare, dunque. Oppure capito mio non lo posso andare
Questo arrivando mi ha capito mia, Ma che capito ancora non ita. ho questionato. Certo. E questo è su tempus, quando è Sì. fuori tempus. Un'altra cosa che me sono usciti è ottenuto attori in Sardegna e in Oristasi specificamente, questi è Stetio Tiberio Murgia. Ah, sì. Tutta questa vita non ti fatto vai Su siciliano. Su siciliano. non fate né i siciliani, voi ti hanno accettato, i siciliani. Poi ti riponevano in bocca cose che i siciliani non sono fatti da arriba, diventano ricetti tutti i satros. E non fate manco satros. Poi ti via da Oristanese e non ha fatto suo satro, ha fatto suo siciliano. Siciliano. Questo tanto Ferrao e che questa bagnarola e non ti fatto vai su quelli da Issuso. E questo è sbagliato, è fuori tempo. E infatti custarti da zerriantà su caricaturista, cioè vai in una cosa che mancai isso e tutto non intendi, però si davanti vai vota questa cosa, forse si tieni successo, ma Su caricaturista vai da una cosa e poi diventa altra pure. Questo non è caricaturista, via specificamente un attore siciliano, non ti fatto vai attore siciliano. Invece non seriamo caricaturista, il caricaturista ne vai 20, 30, 50 di caricature su caricaturista. Certo. Non da accontentare né a destra, né a manca, né in mezzo. No, tornavo su a uno scanto anni a oggi, mi ricordo una di questa cosa del successo di Benito Urgu, ma successo che di adesso sono di spanta, poi da lui non porisi intendi una registrazione in santo su ci via questa musicassetta che ascolta 10 volte, se la conosci a memoria e ogni volta ti piace, ti vai a ridere, ti vai in compagnia. Io mi ricordo una cosa che lui fatica sta meta tempo, su che via da una giornata Radio Bu. Cioè, in santo su via da una cosa tenia sta, mi pare, Martinez come Sì, spalla sì. e tutto canto. Ecco, questa cosa è stata un'attività che ha fatto scelte in questo tempo, poi noi tornati a Bruso, poi in spalco su dove via sta meta, altri personaggi, altre cose. Sarradio via da radio e in Sarradio quando c'entravo è scoppiata una cosa manna. Questa è una cosa straordinaria, poi in santo. E t'hanno via, e t'hanno sfianta. 70. 70. 70. 70. E è stato fatto però uno scanto che uscita di registrazione. In Sarradio, la gente ascoltava a Sarradio scelti questa pubblicità. Non vogliono programma, vogliono ascoltare questa pubblicità, perché con questa pubblicità arriva. Più diventa però 500 su scena di pubblicità, la gente arriva. E a poi vendi questa cassetta con questa pubblicità, la gente compra le cassette con questa pubblicità. No, questo è bellissimo. Ma ricordo invece una volta stiamo prendendo a Chia. Stiamo prendendo, mi sono posto a contare barzellette, scoppiamo a ri e lui via uno. Dante ricoverato sull'ospedale, e chi vudi? E chi vudi? Frati mio. Stanno segnando che abbiamo morendo il sorriso. Via da canto e morre il sorriso, frati mio. Poi ti diventa tutto su un pari a contare barzelletta San Benito Urgu, frati mio si può stare e Dante di Arriero si è recuperato, si è preoccupato su poi via da canto si morre il sorriso. E questa è una cosa di Arriero su che potevo testimoniare, che a Benito Urgu fai morre il sorriso. Ma da una pubblica in altro luogo ci sono stati pausa, in altro spazio. No, tu attenti anno su bello, sei traballo, ma qualcuna volta a più combatti mera, ci viene un periodo in cui paria da Cassa Cresia, non volia da lui andasse a fare questi spettacoli, che fu malo, su che via sta uno... No, quando ci via sa predica, in sa predica narrata, non depesa, non dovete andare perché c'è che lo spettacolo e non si indacata da via da prendere pubblicità, stanotte si abbraccia un po' prena, per tanti non credi. Ma ecco, ma è durato questo periodo? È durato un mera, tu mi da ricordo poi tutto su che Dio un santo su Dio pure fatica che in una pratica. Dove si andava, ascoltai scassette, poi che due fuori un mouse, ascoltai scassette. Ma in ogni logo, che si sia logo una niente, no, Benito Urgu, no, po' carità, ma Benito Urgu ci piace, però ci piace sempre, però sta Cresia non ti bolia, poi ti via sia una cassetta che non io ho fatto Deo, diventa fatta
questi sono chi si inventano le cassette. Antificavo diversi artisti. Ah, ok. E li hanno posto tutti un pari. Li vedo un mese, però in copertina li vedo. E li vedo uno che cantava le litanie dessa religione, certo. tutta fuori da un mouse. No, beh, certo. Ma non figlio Deo. Certo, certo. Ciao, questo mancate niente a regione, perché si è stesso, non lo volevo, ma se non fia sta lui, però questa Ma cosa è signora durata. mi hanno otto. Fostetti hanno cacca, anantegresia. E non si vai di. E dopo no, signora, vostè non se ne è mai accattata, vostè si va a questa croce, con sa mago si limpia il suo culo. Non è vero, e poi non sa con salta. Vabbè, dai, ma Marco, lui non può risarrire, sono operatori in sta tremendi, ho sorriso. Benito, contami invece cosa proprio recente, c'è stato un film che hai interpretato, L'uomo che comprò la luna. Devo da pubbio due sborta, se vuoi mi piace troppo questo film, ma mi piace una cosa, mi piace una recitazione poetica. Poeta Deo ha pubblicato Benito Urgu, ha pubblicato altri film che ha fatto Benito, in film importanti, se tutto. Ma in noi, forse in questo film, si cattava forse l'anima più poetica di Benito. Provincia su, c'è stato in un momento in cui sta gittiu, andava su doppia da imparare su silenzio, no? Sì. E questa cosa, fiat una cosa troppo bella come ti ha fatta tu, ma via tutta questa recitazione bella. Contami di questa esperienza dell'uomo che comprò la luna. Paolo Zucca mi ha contattato. Paolo Zucca è suo regista. Sì, suo regista. Mi ha spiegato questa trama del suo film. Questa cosa più impegnativa a me da, questa ci orienta a me da prova. E decidevo con Jacopo e con Paolo, prova, ogni dì prova, e questa cosa ti è bella. E questa cosa mi ha appassionato me da. Questa emozione vi è sempre ogni dì più forte. Poi questa cosa mi piace perché tutto ciò che succede in domo di Baddore, tutto fatto in Argentina. Non poi ti serviva da domo Argentina, ma poi questa produzione, in coproduzione con gli argentini. E sul film poi tocca da rubare, poi di comprendere che queste emozioni che teneva Deo. Ma si via tutto. Si via tutto queste cose. Infatti vi era una recitazione poetica. È una cosa che mi piace a me, e tu mi nara si è questa propria cosa che ha pubblicato, che in questo film forse è la prima volta che i sardus e tutto funti capazzos de vai ironia senza divogare a pillu luoghi comuni, ma a riri e contare le cose sardas con un'autoironia che non è mai sul serio. E dunque se devono mi sento orgoglioso, pregiato di vedere questa rappresentazione dei sardus. Poi che qualcuno vanno, ma sa macchietta, cosa su sardo? No, non comprendo nulla. Questa è quest'ironia che i sardus tenenti e funti stettius capazzus de da bogare a pillo, ma in questa maniera diaderus eleganti, intelligente, ironica. Questo bello vuoto, ironia. Sì, sì. Ma prima i sardi non si stanno sempre contati mai nei film. Sempre, diaderus. Sempre. Anche scontentavo, i fratelli italiani si sentono proprio distruggio. E poi gli altri sono sempre banditi e carabinieri. Sì. Brevese, canta a pillo sempre propria cosa. Sì, sì. E invece quest'orta, dopo una saberirare, a me questo film mi è piaciuto subito. Devo, se andavo un paghetto, andai a saberirare un paghetto sospettoso, perché appunto, questo titolo, questa cosa, i tedeschi, l'uomo che comprò la luna, vai gica, tandere si bogava a pillo, come se non travo a intro, a poi subito comprendo l'importanza di quest'opera. E mi piace, a me era dedotto, su punti stetti tutto bravo, ma
recitazione di Benito Urgo è una cosa che non tieni, non tu paga a dinare, è una cosa che devi abire altro 1000 volte, dunque se dia si ha fatto una cosa troppo bella. Ma questa cosa, Benito, si fa di quando si prova da oi, come ti snavo tu, un'emozione di adero, cioè se tu sei contenti su senti cosa tua, sa terra tua, sì. su che si bivio. E questa storia è tutto tu ti hai fatta cosa tua, cioè tu hai proprio di adero svariato una cosa vera, cioè questa che tu hai fatto, poi su motivo poi ti sei andato da Sardegna e tutto quanto, di adero, a me mi pare da bere questa scena, quando questo piccioccheddo si è morto, shutdown, e dunque insomma una cosa di adero bella. No, contami un'altra cosa, tornando su Benito Urgu, non poeta ma attento osservatori, conoscitori, ricercatori. Voi ha fatto una ricerca importante in Susangunao, cioè tutto il nome della Sardegna tiene una regina, una motivazione, una derivazione e tutto quanto. E tu hai pensato meda a questa cosa. E quando si sono sentendo da suo telefono mi ha scontato un bene di conto sulla pianta di adero sono interessanti. Il sangunauso, sì. Gli antichitati, quando fiausa sutta del suo dominio, di tutti i santi dominao, si varrao in lingua, si varrao su spagnolo, inglese, si varrao greco, arabo, e bacica canta altre lingue si sono rovinato a nostra. Su Sadro, lo serianta sardignolo, può dire che fu burricco. Sardignolo via da un Sadro che di avviante obbligando a questionare su spagnolo e non c'era nessuno di misturato a italiano, fu di sardo e spagnolo. Sardo e spagnolo, e via sardignolo. Quando uno questionava italiano e spagnolo, a misturare diventa italiano. Quando uno questionava brasiliano e spagnolo, è portugnolo. Portugnolo. Punti due che si collegano su un stato dentro questa semantica. Certo. Quindi non vuoi andare, sardignolo non vuoi andare moventi. Certo. In suo vocabolario invece lui è scritto che vuoi andare moventi. Sì, infatti i continentali, si vuole offendi, si cerca sardignolo. Sì. Invece sangunauso. Poi darai sanguauso. In questo tempo, quando viavo tutto dei domini, il Saracasa veniva approfittato dei merisi. Oppure entre Saracus e Saracasa, che qualcosa nasceva, quando questa persona vive friga con Satra, nasce sempre con qualcosa, quando punta accanto a meta. E che ancora andava a rada, come lo dite, prinza. A Brentivrena. E quando una femmina si è cattata in questa condizione e non fu cogliata in questo tempo, si via mai. Certo. Quindi si canta a descendere liberare e la santa e figlio si zappuauso o sotto una matta, o una volta, o in Cresia, in qualsiasi luogo capitale della santa. E una mamma non è che abbia pregiato la sa un figlio, certo. E la sa sempre in un modo, in qualcuno che noi va a qualcuno è da gattata. E chi vuole sotto una matta, pigliare su cognome, su sanguaude, de Usammatta. E dunque fammi calli un esempio però, Fammi calli un esempio. Esempio, c'è figus. Solo banale, su cognome mio deve pagare a Orgosolo. Urgu esti un ubrugo. Un passaggio tra un addomo e un'altra, ma non a strada, è proprio un strinto. Un luogo strinto. Un luogo strinto. E questo è un urgu. Un urgu. Quindi su Sant'Enao cosa mia, questo è più. La sangu. Piras. Un po' più la devo appena un figo, ma è proprio cosa. Una mattevira. Pireddu. Certo. Sempre vira. Sempre vira, sempre proprio matta. Pirodi, sempre vira. Certo. Poi due figus,
certo, una Mattefico, Meloni, Meloni. Mavoi, su Villa Mavoi. Eh. Si dinanzi italiano, in sardo Mavoi, in italiano Meloni, Meloni, certo, Carboni, su Villa Carboni. certo, certo. Sono punti sempre, narauso, i santenauso, pipiuso o pipiesa agattato Certo. in logo furiaus. Porta, Ah, certo, Porta, poi ci punti scognomeni a causa su corpo, che pili, frontello, ah, certo, orecchioni, desogus, Camba, collo, camba, carcangio, Peis. pedis. Questo è tutto, però questo è Questo è fonte cognomeni, però. sanguinato de vezza, cioè Sì, però dunque de Rereu. non fonti cognomeni originali. Ah. Fonti sempre attaccato gente foliata a Zazza. O a Zazza o in mezzo. No, e niente vuoi adesso. Niente, Vai circa. niente vuoi mancare tanta cattavo in subbuio. O traballare in su No, Garavone. o tanta cattavo su gravone. No, però qui c'è carbone. Certo, questo è Garavone. Però niente è sempre in museo. C'è una sì. meta del niente, Sì, non fonti sì, manco parentesi. No, ci punti niente a ricco in Sardegna e niente povero quasi un nodo. Ma non ti fai nulla, ci sono ricco Cioè, di altra cosa. bianchi in continenti, potete dire, giù che sono in Sardegna, C'è. e non ti manco solo il bianco. Bianco. A me come punti bianco. Questa nostra regionale, poi per poco siamo a Serrai, poi atturavo su noi, insomma, ma non c'è, poi è chizzi ancora, però magari Bieso si prepara con qualcosa di Pago, perché noi sono venuti su noi, poi Bieso. Una cosa che mi volevi domandare, tu che hai fatto tante cose, sai, sull'ultima appunto questa del suo film che si scontavo, ma in noi hai se traballenti tu? Proprio in questo momento stiamo traballando una canzone, È una canzone. In sardo, in spagnolo? in come? sardo, In sardo. dedicata a Sabita, A Marrubi. a Marrubi. E va. E è cosa bella. E già Su Marrulleri. su Marrulleri, come su Non Carnovale. tengo una canzone, fai su Carnevale Eh. e non tengo una canzone su Marrulleri. Certo. Ma com'è te questa cosa del su Carnovale dei Marrubi, su Marrulleri? Noi in Santo Aingiu, su cioè, Carnevali, però infatti se scarro devo su sapere tipo... che di ha un carattere. Mhm. Poi è bello, sa gente a questo momento che c'è su Carnevale a Marrubi, 20, e sabato, prima di tutto cantavo una canzone e noi si canta da Marrubio. Marrubio non tiene grandi cose, come caratteristiche turistiche, teneva su questa stazione. Ah, che si Sta intrada, stazione. si abita. Quindi c'è qualcuno che indicava da questo treno, poi bene a Vardai. Su treno poi si a che divano si cambia. Anche di pane si cambia, certo. Quindi questa canzone deve di partire da questo treno che arriva da Marrubio, sta gente che indicava del cantant su Marrulleri. Bene, e questa cosa da se hai già accabato o se Ci sono altri ballenti e già questa musichetta già è pronta. Ah, questa musica è già pronta. E dunque, aspetta, ci do una dauso. Dobbiamo ascoltare a su Gran Valle di San Beni, Sì, quando adesso me sa. c'è questa canzone su Marrulleri. su Marrulleri. Andate, bella questa cosa però. È sto inno a Marrubio. Un inno a Marrubi, bella questa cosa. Tu da quant'è che si difendi noi Marrubi? Euro del 20 anni. Da più di 20 anni. Ma ti ricordi queste cose che ho fatto? Poi, tanti, sa gente già si è andata a ricordare, questa estetica forse si sa edizioni più particolari e più bella. Noi devo fatto 80 anni su Sardegna Canta, quando si è arrivato lui, ha fatto Sardegna atteso, non Sardegna Per me Canta. la gente non lo Non comprende comprendi niente. La Sardegna canta, non via da canta, ma via da accanta. E dunque Cioè, praticamente devo dire, i sadros che pianta fuori da Fuori da Sardegna. Quindi Sardegna atteso. atteso. E ci nei punti stretti sono uno scanto di questa sa. No, questa cosa più bella fu che quando devo questionare con tu devo dire sempre che lo cavo a rientro. A Rieni vuoi dare un fatica, devo voler maturare serio e composto, ma non fatica, quando tu hai fatto
sta cosa dei sommi con su trattori, non mi da ricordo ancora, che non mi intendia, all'isturare su trattori, sturo su trattori, là che già si già isturato, però non intendia potevi assurdo, ma via da tutta una comica, tutta una cosa di adesso su vademmo. Scusa, però, potevo comprendere se gente gli ha toccato un bicchiere. Sì, ma non uscivo si deve arrennescio a questa registrazione così da sfai biri in moi, ma in Australia, vi ho detto, in Australia, ma si domandavo, che stai facendo in Australia? Ricerche. E commenti i punti in ricerca. Cazzo, da riserva Pedro, una siringa e non li ho cagato. O se io svendo in ricerca, o mi che cagato. Ma tu sta ascoltando, ho fatto mi pare uno scanto 12 o 15 e fianta una più bella di Sacreu che poi collaborazione Schiafudenti Udeu in attività di cosa mia, questa è cosa che mi ricordo di Pruse che è stata a Diadero, sapro bella e sapro su de pregeri che ha mai fatto. Dunque, se uso a Cabendi questa nostra regionale, questa Tobio, che noi abbiamo organizzato con la regione sarda che si sta sostenendo in questa produzione che ha fatto figlia mia, Nicole, con produzioni Sardegna, e questo programma che si serie d'artista, poi siamo arrivati a Domo de Benito Urgu, un artista mannu di Aderio, cioè si ha contato, scetti in un'ora una particella della vita cosa sua, la vita artistica, ma sicuramente a me piace mera questo animo poetico che ha Benito Urgu e questa capacità di scrivere in poesia cose di Arero Bella, si racconta una os amico de Gafoi, devo ma Polli Serrai, questa regionale, questa Topio con Benito Urgu, con un altro momento poetico e questa poesia è ma Polli che sia da sa serrata dessa trasmissione Cosa Nostra, dunque sa posato, Dio si saluta un moi, torno grazie a Benito Urgu, di messi ospitare un domo sua, questa regionata, e a vosaltro si consiglio di si seguire ancora in questo canale 172 su adesso digitali, ma o vinzasa in su web, in sa pagina principale degli TV, sa cattaisi, dunque sa si volesi, si potesse scurtare e bere in Gunispur. Grazie a vosaltro e noi serrao su questo topico con Benito, rendi grazie ai 78, ma ascoltando prima di tutto questa poesia che ha riscritto, che è un'altra cosa bella di questa carriera, di questa vita, cosa sua. Questa poesia è riscritta, dedicata e pensata a nulle. Poeta a nulle. Poeta ci vi è andato dopo. E fu una notte un vago nostalgica. Lui fu una lua bella in suoi monti del nulla. E dopo dedicavo questa poesia. Luna e nule, o luna e nule, luna lu. Luna è sopra sul monte, luna e nule, dai nie, lu che le notte s'attottanno. Luna in sarnues de nule. Lughe, si strada può tornare al suo pastore, ombra in terra sotto sul lentore, melosa e bascia, luna imbriagona. Guidende anima mannas e minores, che manuola di pesa sbianca, così zera di pones a de notte, purghende a pago su passato, a chi guado time sul lucore, e chi che ricende amores, cane la trende, curre su mazzone. O luna e nule, luna noa, pone sicuro in paso a chi non data. Danielu che de notte s'attottanno, luna in sarnues de nule. O luna e nule, luna è vratta. Luna in piatta ciacciarrende. Danielu che de notte s'attottanno, luna in sarnues de nule. Lughe, luna in mezza, nule zente de domo a coro in mano, luna in sasnuer de nule, venide, enide a nule, a domo mia, a biere e a bier sa luna che anda puna. Grazie. Whisky, birra, John Nicola, lo lascia tacchini, lo vuoi fare.
Altistano. Whisky, birra, John Nicola, non lascia tacchi, non lo fai. Su conti, su parole, sautista, futtino tu sati, adesso parla Cameriere, scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Si passa una bella picciocchetta, si purrianta che cani si incarena, è nata, lascia star, questa è la mia, perché l'ho vista io prima di te. Su conti, su parole, sautista, futtino tu sati, andrei su parleriva. cameriere, Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Su tutti con sautista antibrigau, si punti scutto spona zeracchetta, insanerata, ma perché, perché? su conti tu appartieni solo a me. Conti su parole sautista, conti lo tu sati, adesso parla ipa. Cameriere, Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Whisky, birra, John Nicola, non lascia tacchi di rumori fai. Whisky, birra, John Nicola, non lascia tacchi di rumori fai. Whisky, birra, John Nicola, non lascia tacchi di rumori fai. Whisky, birra, John Nicola,